In 3 minuti la nazione siciliana, notiziario del 31 gennaio 2025. Sergio Mattarella, un siciliano da 10 anni al Quirinale. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha compiuto oggi 10 anni di permanenza al Quirinale, presidenza record, eletto la prima volta nel 2015 e la seconda nel 2022, nessun Presidente ha mai trascorso al Quirinale un periodo così lungo. Custode della Costituzione, arbitro imparziale, severo, garante dell'unità nazionale. Per noi è prima di tutto un siciliano del quale poter andare orgogliosi. Grazie Presidente. Nino Agostino, dopo 36 anni ancora niente verità e giustizia. La Corte di Cassazione, con una sentenza controversa, ha annullato, rinviandolo ad un nuovo processo, la condanna all'ergastolo del boss Antonio Madonia per l'omicidio nel 1989 del poliziotto Nino Agostino e di sua moglie Ida Castelluccio, incinta di 5 mesi. Per la moglie il reato è ormai in prescrizione e quindi non avrà più giustizia. Dopo 36 anni, malgrado testimonianze concordanti di molti pentiti, si attende ancora la verità. Diga Trinità, Schifani contesta mancanze a dirigente. Il presidente Schifani, relativamente ai gravi problemi di sicurezza e alla necessità di consolidamento della diga Trinità a Castelvetrano, per evitare la chiusura dell'impianto ha disposto lo sversamento di acqua fino a 50 metri e l'affidamento ad un tecnico per la messa in sicurezza. Nel contempo ha contestato al dirigente del Dipartimento Acqua e Rifiuti i gravi ritardi nell'affrontare la criticità dell'impianto, forti preoccupazioni degli agricoltori. Ripartono le assunzioni alla Regione. La Regione siciliana, svuotata negli ultimi anni da pensionamenti e blocco delle assunzioni, farà 1.348 nuove assunzioni entro i prossimi 2 anni, 632 delle quali già nell'anno in corso, 345 entro il 2026 e 371 nel 2027. Il piano è stato approvato mercoledì scorso dal governo regionale. Le assunzioni sono il frutto dell'accordo di Schifani con il governo nazionale alla fine del 2023, grazie al quale si è sbloccato il turnover. Fondi e personale alla protezione ambientale. L'ARPA, Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, vedrà un forte sviluppo nel prossimo triennio per adeguarla alle necessità alle quali bisogna far fronte in materia di protezione ambientale. Lo ha spiegato ieri a Siracusa in un incontro con tutti i direttori dell'agenzia l'assessora al territorio e ambiente Giusy Savarino. In finanziaria sono stati postati 24 milioni di euro per interventi, incremento dei controlli e monitoraggi. Quella gigantesca truffa all'INPS, mega truffa all'INPS a Palermo, 700 persone assunte fintamente per poter essere poi licenziate e percepire così l'indennità di disoccupazione, la cosiddetta NASPI, utilizzando aziende non attive e non in regola con tasse e previdenza che emettevano anche fatture per lavori e servizi inesistenti. La Guardia di Finanza ha scoperto e smantellato l'organizzazione con sequestri per 7 milioni a 21 società e misure di carcerazione per 12 persone. Oggi è tutto per l'informazione del quotidiano La Nazione Siciliana. Leggi tutti gli articoli sul nostro sito www.lanazionesiciliana.eu.